Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto al numero 134. Nei cieli un grido risuonò, alleluia, Cristo Signore trionfò, alleluia, 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 alleluia. Morte di croce gli pati, alleluia, ora al suo cielo risalì, alleluia, 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 alleluia. Gloria alla Santa Trinità, alleluia, ora e per l'eternità, alleluia, 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 alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace e la misericordia di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo nella comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore nostra pace, Kyrie eleison. Cristo nostra Pasqua, Christe eleison. Signore nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente e buono abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, luce perfetta dei santi, che ci hai donato di celebrare sulla terra i misteri pasquali, fa che possiamo godere nella vita eterna la pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro». Allora Pietro cominciò a raccontare loro con ordine, dicendo: «Mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione. Un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata per i 4 capi e che giunse fino a me. Fissandola con attenzione, osservai e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Sentii anche una voce che mi diceva: «Coraggio, Pietro, uccidi e mangia». Io dissi: «Non sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca». Nuovamente la voce dal cielo riprese: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». Questo accadde per 3 volte e poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo.
Ed ecco, in quell'istante 3 uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi 6 fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: «Manda qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro. Egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia». Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo discese su di loro come in principio era disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: «Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: «Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Sete di Dio, del Dio vivente. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore, dice il Signore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale d'un'altra porta, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le condusse fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a essa e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un strano invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli stranieri. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti,
ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Gli Atti degli Apostoli parlano di Cornelio. Era un centurione romano, cioè a capo di 100 soldati dell'impero romano, vissuto al tempo di Gesù. Risiedeva a Cesarea, al nord della Palestina, dove c'era la sede dell'amministrazione dell'impero romano. Era un pagano, ma era un uomo pio, buono, giusto, timorato di Dio, amico dei giudei e di quelli che praticano la giustizia. Cornelio è simbolo di tutti coloro che in tutti i popoli sono accetti a Dio. Quindi, visto che Dio non fa preferenze di persone, anche per loro è l'annuncio del Vangelo, l'accoglienza nella Chiesa e, in ultima analisi, la salvezza. Un principio oggi ovvio e assodato. La Chiesa è nata missionaria, ha annunciato sempre a tutti, fin dall'inizio, il Vangelo del Signore, la testimonianza di Gesù, il Figlio di Dio, il Verbo incarnato, che è venuto a rivelare il volto del Padre. Dicevo che questo concetto oggi lo abbiamo tutti sufficientemente chiaro, ma non è stato così fin dagli inizi. Abbiamo sentito nella prima lettura la difficoltà che ha fatto la Chiesa primitiva a Gerusalemme per accogliere il gesto coraggioso di Pietro, che è entrato nella casa di un pagano, di Cornelio appunto. E questo era vietato, era illegale per un giudeo presentarsi nella casa di un pagano. Cornelio sentiva però nel suo cuore il desiderio di qualche cosa di buono, qualche cosa di grande. Aveva sete di un'acqua capace di dissetare le sue attese. Aveva sete di un tu che potesse offrirgli libertà, vita e rispondere alle sue attese più profonde. Era in buona sostanza un uomo assetato del Dio vivente. E Dio arriva provvidenzialmente a lui attraverso Pietro, il quale rivela a Cornelio, uomo abituato ad obbedire all'imperatore di Roma, non un Dio padrone, ma un Dio pastore, che da sempre ti conosce e che tu sei in grado di riconoscere. Un pastore che si presenta come porta attraverso la quale si può uscire ed entrare. Una porta attraverso la quale è entrato anche Pietro, la più alta autorità della Chiesa, il primo degli Apostoli, ma anche Cornelio, come ogni altra persona assetata di vita. E proprio passando attraverso questa porta, facendo cioè esperienza autentica, profonda di Gesù, Pietro ha ricevuto questa nuova coscienza, che cioè la salvezza è per tutti, nessuno escluso. E con pazienza, ma con fermezza insieme, ha rivelato ai fratelli riuniti a Gerusalemme che questa era la volontà di Dio. La salvezza è per tutti. Gesù allora è la porta che resta sempre aperta per accogliere noi, per non escludere nessuno, per offrire a tutti vita e libertà. Attraverso questa porta che è Gesù è entrata la Chiesa degli inizi, la Chiesa di tutti i tempi, come anche noi, per grazia. Ma anche noi, ciascuno di noi,
come singoli e come Chiesa, siamo invitati ad essere porta che porta. Scusate il gioco di parole. Siamo cioè invitati a condurre tutte le persone ad incontrare Cristo, l'unico e insostituibile pascolo della vita vera e della gioia autentica. Non porta che chiude, non porta che crea ostacoli, non porta che allontana, che scoraggia le persone, ma porta che porta a Cristo, accogliente e sempre aperta, come lo è il cuore del Padre. Il canto di comunione al numero 45. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dono, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita a servizio di tutto il mondo. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dono, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Il pane e il vino che noi presentiamo siano il segno dell'unione tra noi. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dono, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare le gioie, le fatiche, le sofferenze e le speranze di ogni giorno e di ogni uomo, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio, che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita.
Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, con tutti i Vescovi, presbiteri e diaconi, e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, Lino, che si sono addormentate nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Leopoldo Mandic, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Prepariamo il canto al numero 62. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Tra l'erba verdeggiante mi guidi a riposare, all'acque tue tranquille mi fai tu dissetare. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Se in valle tutta oscura io camminar dovrò, vicino a te, Signore, più nulla temerò. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. Per me hai preparato il pane tuo immortale, il calice mai colmo di vino celestiale. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli. La luce, la tua grazia mi guideranno ogni ora, da te mi introdurranno per sempre, o mio Signore. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare nei tuoi pascoli.
Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo, destinato alla gloria. Per Cristo nostro Signore. O Dio, Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi accompagni e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Date gloria al Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Al numero 178. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux exorta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale o valde decora, et pro nobis Christum exora.
Vivificame